Buongiorno, Barbara Braghilla, Empatico Giornale. Con molto piacere sono all'inaugurazione dell'azienda Mancinnadia qui a Rivà di Ariano nel Polesine. Nell'anno scorso l'azienda purtroppo ha subito un incendio, ma si è rimboccata le maniche ed ecco qua. E ho il piacere di incontrare Marco De Agostini, uno dei soci, tra l'altro lei è figlio del fondatore. Prego, buongiorno. Buongiorno a tutti quanti. Sì. Il papà è? È il fondatore della ditta Mancinnadia che 40 anni fa ha fondato questa azienda. E si chiama? Martino De Agostini. Martino De Agostini. Voi figli siete che portate avanti l'azienda, siete? L'azienda è fatta da 3 soci dove c'è Marco, Michele e Monica. Michele e Marco siamo operativi, Monica invece c'è Fabio, suo marito, che è da tantissimi anni all'interno dell'azienda. Adesso è stata ricostruita con tante novità, innovazione questa azienda. Sì, dopo l'incendio l'azienda è stata ricostruita pensando ad un cambio generazionale, quindi al futuro per i nostri figli. Abbiamo avuto un occhio di riguardo per quanto riguarda il risparmio energetico, per quanto riguarda la ricerca e lo sviluppo e anche per il benessere dei dipendenti. Perfetto, inoltre insomma questa azienda è importante non solo perché riguarda il settore ittico, ma perché dà lavoro a tanti dipendenti e quindi molte famiglie insomma vivono con questa azienda. Quanti dipendenti avete? Beh, quando siamo in periodo importante arriviamo anche a 80 dipendenti, quindi 80 dipendenti che lavorano in azienda è un numero. È importante. Oggi ho visto tante autorità locali e anche nazionali al taglio del nastro, quindi il vescovo, e quindi insomma quell'augurio da fare che sia insomma qualcosa di meraviglioso da portare avanti. Sì, grazie. Ci siamo impegnati parecchio per arrivare a questi risultati e a quanto pare ci siamo riusciti. Grazie. Che dire, Barbara Braghilla, Empatico Giornale e Marco De Agostini, uno dei soci. della ditta Mancinnadia. Ciao! Ciao.